Riforma sanitaria. Medio Friuli in attesa. Lo stravolgimento dell'organizzazione sanitaria in regione ha inserito un territorio che per densità di popolazione è nettamente superiore, con un comune che è il più grande della provincia dopo il capoluogo, insieme a un'area che nulla ha a che spartire con il gemonese e l'Alta Carnia. Sebbene sappiamo che ormai a Codroipo non ci sarà più un ospedale, dato che ce lo siamo lasciato scappare tanti anni fa senza alzare un dito per protesta, ora sembra che il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, abbia qualcosa da ridire. Non per protesta, ma perché ritengo che la mia presenza sia inutile. Stessa cosa ho chiesto al dottor Nicola Locatelli, sindaco di Camino al Tagliamento, vicepresidente della conferenza. Stessa cosa ho chiesto al sindaco di Bertiolo, Mario Battistuta, il quale è il vicepresidente della rappresentanza dei sindaci dell'azienda numero 3, presieduta questa rappresentanza dal sindaco di San Leo. Ritengo sia inutile che noi si partecipi a queste riunioni, anzi io chiedo a gran forza che le riunioni da ora in poi vengano svolte tutte a Codroipo, essendo Codroipo il comune più grande di tutta l'azienda. Sicuramente il comune più grande non è né Tolmezzo né Gemona, quindi vengano queste persone a Codroipo, noi siamo lieti di ospitarle senza addirittura spostarci ogni volta fino a Gemona o a Tolmezzo per sentirci dire delle cose che poi vengono assolutamente mantenute. Siamo stufi di questa situazione, siamo stufi di essere stati inseriti in un'azienda che non ha nulla, ripeto, nulla a che fare con l'azienda alla quale dovremmo naturalmente essere collegati, che è l'azienda 4 come eravamo in passato. Questo è stato fatto per salvare tutta una serie di servizi che invece oggi non sono salvati. Ritenevamo a torto che potevamo auspicare in un ampliamento, in un potenziamento dei servizi stessi, cosa che invece non sta assolutamente accadendo. I tagli della spesa, soprattutto quella sanitaria, sono all'ordine del giorno, abbiamo una differenza di trattamento sanitario rispetto alle tasse che ogni cittadino paga. Se dovessimo vedere e fare un rapporto rispetto a quanto pagato, rispetto a quanto uno riceve, siamo fuori da ogni logica, ogni grazia di Dio. Per il Ponte News, Marco Mascioli.